Benvenuti, bentrovati anche per quanto riguarda questa giornata, questo mercoledì 15 gennaio 2020. Le principali notizie sempre nell'ambito sportivo attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Trovate tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage in modalità on demand sui canali YouTube e Facebook appunto venetoglobe.com. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, vi ricordiamo il canale 95 che è abbinato ed è di Caffè TV 24, l'appuntamento sulla TV del Nord Italia ogni sera alle 19:40 e 19:45 circa in prima edizione, la seconda nella seconda parte di serata, la terza nella parte iniziale del mattino. Andiamo ad iniziare proprio con il basket perché si parla di coppe per il basket con Milano, l'Olimpia Milano che ha perso 88-68 ieri contro l'Anadolu Efes. Domani a Tel Aviv invece l'Olimpia Milano affronterà il Maccabi. In A1 la TVB dell'Onghi Treviso un pochino in crisi e dopo la trasferta proprio contro l'Olimpia Milano dove è arrivata un'altra sconfitta, scivola al quart'ultimo posto in classifica la formazione di Max Menetti. Sabato prossimo Treviso giocherà al Palaverde alle 20:30 contro Cremona. Pallanuoto in evidenza con gli europei in queste giornate, in queste settimane a Budapest. Il Settebello stende la Grecia per 10-6, il Setterosa in acqua quest'oggi contro l'Olanda. Dall'acqua allo sci, al biathlon precisamente, terzo posto per Dorotea Virer in Coppa a Ruhbolding. Domani sprint uomini, venerdì e sabato le staffette uomini e donne, domenica le due gare ad inseguimento. L'Imoco ritornerà in campo questa sera in casa di Monza, intanto ufficializzata anche la finale scudetto donne per l'appunto che si giocherà il 9 maggio in quel di Trieste. Stabiliti anche i quarti di finale di Coppa Italia, il 29 gennaio alle 20:30 si disputerà Imoco Chieri, Final Four a Busto Arsizio sabato 1 febbraio e poi domenica 2 febbraio finalissima alle ore 18. Questa che vedete inquadrata è appunto Anna Danesi, sarà l'ex di turno per quanto riguarda Monza che in questi giorni ha cambiato nuovamente il tecnico. I Leoni del Benetton, siamo al rugby, hanno perduto sabato scorso contro Northampton per 33-20. Sconfitta ancora purtroppo maturata nei minuti finali del match, gli ultimi 10 per la precisione. Ora testa ancora alla Coppa con l'incontro impossibile, qualcuno dice, contro la corazzata Leinster. E allora sentiamo che ne pensa Alessandro Zanni. Sì, sono contento di essere tornato a Northampton dopo un lungo periodo d'assenza dovuto all'infortunio alla gamba sinistra. Mi mancava tanto il campo, le sensazioni che si provano a giocare con i miei compagni di squadra e penso anche che nella partita di Northampton per buona parte della partita abbiamo dimostrato di essere comunque una squadra che voleva giocare, voleva provare a giocare, voleva portare a casa il risultato e ci siamo arrivati vicini. Adesso abbiamo un'altra opportunità sabato contro Leinster, forse affrontiamo la squadra in questo momento più forte d'Europa, quindi sappiamo qual è il loro valore, ma ci stiamo preparando bene in settimana per affrontarli al massimo. Si dice appunto che non ci dovrebbero essere difficoltà per affrontare quando si affrontano le squadre più forti, no? La concentrazione c'è. Sì, perché vogliamo chiudere bene questa Champions Cup, abbiamo fatto delle buone partite, forse altre un po' meno, però l'obiettivo è quello di chiudere bene di fronte al nostro pubblico che viene sempre numeroso a sostenerci. Abbiamo un'occasione e cercheremo di sfruttarla al massimo per ottenere un'altra vittoria che poi ci potrà portare fiducia per il proseguo della stagione. Poi ci sarà una pausa lunga che può agevolarvi oppure no? Cosa pensi? Sì, credo che questa pausa può essere positiva perché in questo periodo si possono recuperare
magari di diversi infortunati di lunga data che possono rientrare e rinserirsi nei meccanismi di squadra, in più magari qualche giocatore che ha giocato un po' di più può rifiatare e può recuperare energie, e credo che se sfruttata bene può portare numerosi vantaggi. Quando non giochi da tanto tempo le sensazioni sono tutte rivolte verso la partita, è un piacere giocare comunque queste partite, anche perché vista l'età ovviamente non so ancora quando potrò giocarle, e quindi ero molto contento di tornare in campo, soprattutto perché, come ti dicevo prima, ero stato troppo tempo assente e le sensazioni che ti dà il campo mi mancavano molto. Quindi contento e sicuramente spero di essere disponibile e pronto per la prossima partita. 35 anni, tra pochi giorni 36, complimenti ad Alessandro Zanni. Intanto parlava di infortuni Alessandro, tegola sul Benetton perché Duvenage e Ruzza dovranno rimanere fuori per più di un mese dopo gli ultimi infortuni. Lasciamo il rugby e parliamo di calcio. Con la Serie A, con il mercato soprattutto, ruota tutto intorno all'Inter. Sembra fatta per Giroud, che passerebbe dal Chelsea all'Inter di Conte, ma staremo a vedere perché ancora l'ufficialità da parte della società e da parte dello stesso giocatore non c'è stata, quindi si attendono le prossime ore per completare. Comunque sta di fatto che l'Inter si sta rinforzando ulteriormente per andare alla grande in questo campionato, il primo alla guida, con Conte appunto alla guida. Torna la Coppa Italia, intanto questa sera si concluderà il programma degli ottavi di finale. Ieri sera ci sono stati questi risultati: l'Inter che ha battuto il Cagliari per 4-1, il Napoli che ha vinto col Perugia per 2-0, la Lazio che ha battuto la Cremonese per 4-0. Questa sera, e li vedete inquadrati, Juventus, Udinese, Milan, Spal e Fiorentina-Atalanta nel pomeriggio che si è disputata, ed il risultato è stato di 2-1 per la Fiorentina, con gol tra l'altro il primo di Cutrone, quindi appena ritornato in Italia la Fiorentina, Cutrone si mette subito a segnare. Andiamo in Serie B con le Venete e le Friulane. La ripresa del campionato avverrà il 17 prossimo alle 21, proprio con Frosinone-Pordenone, un Pordenone che tra l'altro oggi ha accasato un nuovo giocatore, Bocalon, proveniente dal Venezia, quindi Venezia, il viaggio è anche breve, da Venezia a Pordenone, insomma Bocalon è di nuovo una nuova bocca di fuoco del Pordenone, era alla ricerca di un attaccante. Per quanto riguarda la Serie D, si è giocato oggi per il girone veneto-friulano che ci interessa da vicino, terza giornata di ritorno del campionato. Este batte Adriese 2-0, Vigasio batte Ambrosiana 3-0, Tamai batte Belluno 2-1, Villafranca Caldiero 0-0, Delta Campodarsego, ha vinto il Campodarsego per 1-0, a Mestre passa il Chions un po' a sorpresa sul Mestre 2-1, perde invece il Montebelluna in casa per 4-3 contro un sorprendente sempre più Legnago al secondo posto. Cerlins Musane Clodiense 2-2, poi iniziate più tardi San Luigi Luparense ferma sull'1-3 e l'Union Feltre Cartigliano sullo 0-0 potrebbero essere mutate nel corso della serata. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, nel girone B quello che interessa sono le posizioni alte chiaramente per Portogruaro, per Porto Mansuè, per San Giorgio Sedico, per San Donà di Piave, con queste squadre che se la lotteranno fino al termine. Mentre per quanto riguarda la classifica bassa, diciamo che il Montello è l'ultimo della classe, il QDP ha 13 punti ed è penultimo, l'Union Pro ha 15 punti, l'Ia Piave 17 e l'Eclisse 18, quindi qui c'è tutto, spicca un po' l'Ia Piave, sorprende perché l'Ia Piave anche domenica ha fatto bene, l'Eclisse ha perduto a San Giorgio Sedico per 2-0, però giocando anche decisamente bene. Domenica le nostre telecamere saranno proprio a Pieve di Soligo a seguire la partita tra l'Eclisse e lo Spinea. Si recuperava anche oggi la gara tra San Donà ed Istrana in serata, poi domani vi daremo i risultati. Cambiamo di categoria, dall'eccellenza passiamo alla promozione, dove l'Opitergina continua ad avere 11 punti di vantaggio
quindi capolista tranquilla. Il Treviso che punta decisamente a rimanere al secondo posto, perché si dice che insomma rimanendo al secondo posto ci sarebbe la possibilità poi di un passaggio. Bene, ci rimane, resta al secondo posto, vincendo sabato in anticipo 2-0 con il Vazzola. Ieri sera dal programma Dilettanti a tutto campo condotto dal collega Riccardo Bonvicini abbiamo sentito l'intervista con il tecnico dei trevigiani Darold, che agevoliamo nuovamente. Siamo al termine di Vazzola Treviso Academy, vince il Treviso per 2-0, doppietta di Paladin. Qui con noi mister Andrea Darold. Mister, migliore esordio per lei, non poteva esserci, credo, insomma, una vittoria convincente che ci voleva per il morale, per la classifica. Ma è sicuramente una vittoria importante, sono contento soprattutto della prestazione. È chiaro che poi la vittoria ti dà sempre quello spunto in più, però ho visto una squadra che ha voluto a tutti i costi fare il risultato e penso che sia questo un motivo molto importante. È arrivato sulla panchina trevigiana da pochi giorni, che situazione ha trovato nella rosa? Ma i ragazzi li conoscevo già, io mi sono messo al servizio, ho cercato di allenarli al mio modo, anche perché penso che non ci siano tante altre soluzioni e loro oggi insomma si sono applicati nei migliori dei modi. Mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato. Questo Treviso che obiettivo di classifica si pone? Ma io ho parlato ai ragazzi che la classifica a questo punto non va guardata, perché insomma 11 punti di distanza dall'Opitergina, bisogna essere anche reali, è un po' proibitivo andarli a prendere, però se facciamo le prestazioni di oggi da qui alla fine potremo vincere ancora più di qualche partita. Il nostro obiettivo a questo punto, detto ai ragazzi, secondo il mio punto di vista, è non farci sfuggire i playoff, o meglio arrivare secondo in classifica e poi giocarsi i playoff, perché la vincita dei playoff probabilmente ti lascia uno spiraglio aperto per un salto di categoria. Sono d'accordo con Andrea Darold, che appunto vuol portare i suoi al secondo posto, rimanerci al secondo posto, perché con questo spiraglio ci potrebbe essere la possibilità appunto di un passaggio di categoria, e lo auguriamo naturalmente al Treviso Academy del presidente Sandri. Chiudiamo dando un'occhiata in Serie B maschile con la Ruker Sambe, che dopo la vittoria di Vigevano in trasferta aspetta adesso il prossimo incontro in casa contro il Falcon Star. Qui si viaggia sulle ali dell'entusiasmo, perché c'è stata questa vittoria molto bella a Vigevano, ne abbiamo testimoniato con l'intervista a Tassinari e a Mian nei giorni scorsi. Si viaggia con le ali dell'entusiasmo, e sulle ali dell'entusiasmo proprio per il fatto di aver preso, diciamo così, questa Final 8 di Coppa Italia. Ancora non si sa se si giocherà la fase finale in quel di Ravenna o di Torino, vedremo. La prima gara sarà contro Palestrina e sarà una partita non facile nemmeno questa per la formazione di Mian, però c'è la soddisfazione di essere approdati alle Final 8 per la seconda volta, mi pare, nella storia della società trevigiana. Abbiamo terminato, abbiamo concluso anche per quest'oggi. Il nostro appuntamento è per domani, solita ora, soliti canali e solita web tv, www.venetoglobe.com.